Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Il consueto quadro della situazione. Parto sempre dalla situazione generale, quella del Veneto. Diciamo che da un paio di giorni l'aumento del numero dei casi di positività è un pochino rallentato, nel senso che l'aumento dell'infezione è inferiore da un paio di giorni al 10% che era stato l'andamento abbastanza stabile nelle settimane precedenti. Quindi c'è una riduzione rispetto alla progressione del numero dei casi positivi, mentre invece aumentano i ricoveri sia nell'area non critica, malattie infettive, sia nell'area critica, vale a dire in terapia intensiva. C'è una situazione anche abbastanza particolare dal punto di vista generale della regione, che è quella di Verona, dove c'è un aumento continuo dei casi per tutta una serie di fattori. E proprio in relazione anche a questo aspetto, cioè che in questo momento nell'ambito della regione del Veneto la situazione più critica è nella provincia di Verona. L'indicazione è non solo di restare a casa, non solo che noi tutti restiamo a casa perché è una indicazione di fondo e di base, ma soprattutto anche chi dovesse per ragioni di lavoro spostarsi nel veronese deve farlo con estrema cautela, con la massima attenzione, perché ripeto, in questo momento il veronese è certamente l'area più critica a livello regionale. Per quanto riguarda il quadro polesano, oggi il riscontro è di 2 positività, quindi ribadisco questo altalenarsi di numeri maggiori, minori. Oggi abbiamo il riscontro di 2 casi positivi che portano a 83 il totale dei residenti polesani positivi al coronavirus. Questi due casi, uno riguarda una ragazza, una persona giovane, una donna giovane del 1985 che lavora in una struttura sociosanitaria nel Veronese, è residente nell'Alto Polesine, lavora nel Veronese. Vedete appunto questo riscontro, quindi opera nel Veronese, lì ha contratto il virus, e se vi ricordate nei giorni scorsi sono stati diversi i riscontri di positività di persone residenti in Polesine che hanno contratto il virus perché lavorano, perché hanno contatti nel Veronese. Quindi è un operatore in un centro sociosanitario appunto nel Veronese, risiede nell'Alto Polesine e è in isolamento domiciliare, condizioni generali senza problemi. Poi abbiamo un caso invece più impegnativo, è un signore del 1950, sempre dell'Alto Polesine, era ricoverato in ospedale dal giorno 11. Aveva avuto un intervento strettamente necessario, aveva dovuto eseguire un intervento strettamente necessario. Aveva iniziato a manifestare sintomatologia, eseguito il tampone che era risultato negativo. Nei giorni scorsi era ripresa la sintomatologia febbrile, è stato eseguito il tampone ieri che è risultato positivo. Tra l'altro il signore ha avuto anche un peggioramento delle condizioni per l'appunto ieri, ed è stato ricoverato in terapia intensiva, è stato trasferito in terapia intensiva. È il 6° paziente ricoverato in terapia intensiva a 300.
Quindi vi dicevo 83 persone finora positive in Polesine, di queste 83 55 sono in isolamento domiciliare, abbiamo 23 persone ricoverate, 6 come vi ho detto sono in terapia intensiva, tutte e 6 a 300. Già l'altro ieri una di queste è stata estubata e dovrebbe essere probabilmente domani dimessa dalla terapia intensiva e trasferita presso i posti letto della semi-intensiva respiratoria. Altre 17 sono ricoverate tra la pneumologia e la terapia semi-intensiva respiratoria e le malattie infettive. C'è comunque una buona notizia, perché oggi abbiamo il quarto guarito dei nostri pazienti affetti da coronavirus. Oggi abbiamo il quarto guarito. Oggi è stato dichiarato guarito, avendo eseguito il secondo tampone negativa di fila, è stato dichiarato guarito un signore che era uno dei primi ad avere, nel primo gruppo delle persone che avevano contratto il coronavirus. Quindi il bollettino dal punto di vista clinico ha una dinamicità che non è solo nell'aumento dei casi positivi, non è solo nella gravità, ma ecco, il fatto di avere 4 persone già dichiarate guarite, tutto sommato è un elemento importante e incoraggiante. Continua l'attività fondamentale, importantissima, del nostro servizio di igiene nella ricostruzione dei contatti, e se qualcuno di voi vede il bollettino che viene quotidianamente emanato relativamente al numero di persone poste in isolamento domiciliare, quante persone, i tamponi eseguiti, quanti positivi, negativi, eccetera, il bollettino riassuntivo generale, penso che abbia notato in questi ultimi 8-10 giorni come il numero delle persone poste in isolamento domiciliare sia andato fortemente crescendo. Chiaramente sono aumentati, è aumentata la casistica e sono aumentati i casi di positività e di conseguenza anche l'individuazione dei contatti e il loro isolamento, che vengono appunto posti in isolamento. Come ho detto tante volte, questo numero anche così alto è un elemento assolutamente positivo, perché riuscire a individuare il più rapidamente possibile i contatti, le persone che sono venute a contatto con i casi positivi, ci permette di togliere queste persone a rischio per se stesse, ma anche a rischio di poter essere contagiose per gli altri, di togliere queste persone dalla possibilità di avere contatti con altri e quindi di essere propagatori del virus. Quindi questo alto numero è legato certamente all'andamento che c'è stato nelle ultime 2 settimane dell'infezione, ma è anche un numero che ha un significato soprattutto di sicurezza dal punto di vista sociale, di sicurezza collettiva, perché ecco, è la misura più importante dal punto di vista della prevenzione per cercare di diminuire il più possibile il rischio del contagio. Per quanto riguarda le persone in isolamento, perché arrivano, non lo nego che vi sono segnalazioni, telefonate delle persone in isolamento, anche che si interfacciano con noi in maniera anche critica, dicendo: ma perché a me non fate il tampone, perché io che sono qui a casa, che sono stato a contatto, non mi chiamate o non mi fate immediatamente il tampone. Allora, senza star qui a fare un mini trattato
di igiene e sanità pubblica, l'operazione più importante da fare quando abbiamo un caso riscontrato positivo, oltre a curarlo se ce n'è bisogno dal punto di vista del ricovero ospedaliero oppure di seguirlo a domicilio, quindi oltre all'assistenza dal punto di vista clinico, ecco, la cosa più importante, prioritaria da fare, come ho detto prima, è ricostruire i contatti che questa persona ha avuto nell'arco di alcuni giorni indietro, e tutte queste persone porle in isolamento. Il fatto di essere posti in isolamento non significa automaticamente che deve essere eseguito il tampone su queste persone. Porle in isolamento è la misura cautelare nei confronti della collettività. Quindi sono posti in isolamento e quindi non c'è più il rischio che possano essere potenziali trasmettitori del virus ad altre persone. Se poi queste persone presentano sintomatologia, si valuta appunto se eventualmente fare il tampone. Ma la cosa più importante, ricordatevi, nel caso delle persone venute a contatto con un positivo, non è fare il tampone rapidamente a loro, è porle rapidamente in isolamento. Ecco, queste persone, oltre all'isolamento, sono in sorveglianza attiva. Il nostro servizio di igiene e sanità pubblica 2 volte al giorno le contatta, che domanda se hanno temperatura, se hanno particolari sintomi, e se insorgono sintomi significativi si fa anche una valutazione dal punto di vista clinico se possono continuare a rimanere a casa oppure devono essere eventualmente ricoverate. Ecco, ma essere in isolamento domiciliare non significa necessariamente dover eseguire il tampone. L'elemento importante è che vengano posti in isolamento domiciliare. Bene. Poi il tampone si esegue se eventualmente compare sintomatologia significativa. Se invece dopo 14 giorni dall'essere stati posti in isolamento non compare nessun sintomo e nei 14 giorni non c'è stato nulla, abbiamo la garanzia che quella persona non ha contratto il coronavirus e esce dall'isolamento. Mentre invece se compare sintomatologia che può essere gestita a domicilio e dura anche oltre i 14 giorni, la persona continuerà a rimanere in isolamento fin tanto che non passa la sintomatologia oppure viene eseguito il tampone e fin tanto che il tampone non risulta negativo. Comunque, per le persone che sono poste in isolamento e per i familiari delle persone poste in isolamento e per tutti quanti, ecco, questo aspetto dell'isolamento e dell'indicazione all'esecuzione del tampone è attentamente seguito dal servizio di igiene e sanità pubblica. Quindi quando è necessario il tampone viene sicuramente eseguito. Sempre riguardo al tema dei tamponi, come ho detto, abbiamo i 2 filoni, i casi sospetti che sono il filone prioritario, i casi sospetti, e poi abbiamo il filone appunto dello screening, cioè della esecuzione dei tamponi per il personale sanitario, per il personale delle case di riposo, forze dell'ordine, eccetera. È un'attività questa che stiamo implementando giorno per giorno, come ho già avuto modo di dire. Siamo ovviamente anche condizionati dalla disponibilità del laboratorio di Padova, di quanti ce ne può processare al giorno. Sono numeri che cambiano anche di giorno in giorno a seconda di quanti a Padova ne arrivano, però la buona notizia è che da ieri pomeriggio abbiamo iniziato anche a processare un certo numero di tamponi in casa a 300. Ieri abbiamo eseguito i primi
abbiamo eseguito la processazione dei primi 40 tamponi. Tutto è filato liscio, tutto procede correttamente. Il meccanismo funziona bene dal punto di vista della consegna dei tamponi alla loro processazione. Dovete sapere che si tratta di percorsi che vanno eseguiti nella massima sicurezza, perché ovviamente stiamo parlando di provette che potenzialmente contengono il virus. Ecco, quindi è un percorso che deve essere fatto nella massima sicurezza, così come è stato predisposto e allestito, sia per quanto riguarda la consegna dei campioni, sia per quanto riguarda poi all'interno del laboratorio la loro processazione. Quindi abbiamo eseguito i primi 40. Questo ovviamente è molto importante per noi, perché significa poter eseguire anche in tempi molto rapidi il tampone per dei casi sospetti nei quali ci serve avere una risposta nei tempi più rapidi possibili per capire come proseguire. Oggi ne processiamo 80 e da domani, dopodomani dovremmo essere in grado poi di lavorare H24 e quindi riuscire ad aumentare i numeri. Ovviamente questa attività è legata alla disponibilità dei reagenti che scarseggiano a livello nazionale e internazionale, quindi c'è questo problema che ho già accennato importante. La Regione è impegnata in maniera sistematica nella attività di acquisizione di tutte le attrezzature che servono, compresi i reagenti, però essendo il tema coronavirus un problema internazionale, le ditte che producono tutto ciò che è legato al coronavirus stanno riducendo la disponibilità dei loro prodotti per gli stati diversi da quello a cui appartengono. Esempio anche di stamane, la Germania, allora una ditta produttrice di ventilatori meccanici, una ditta tedesca produttrice di ventilatori meccanici che doveva consegnare ventilatori in varie parti d'Europa, ha dato disposizione che non consegnerà più e tutta la propria produzione è destinata al mercato interno, ovvero a quello tedesco. Ecco, è un esempio come tanti altri che riguardano i dispositivi di protezione individuale, che riguardano i reagenti, per sottolineare la difficoltà, che è una difficoltà che hanno tutti i paesi, ecco, relativamente all'approvvigionamento di ciò che serve in questo periodo. Va altresì detto che per quanto riguarda i tamponi, le provette per l'esecuzione appunto del test, non abbiamo problemi, abbiamo una buona scorta in casa e viene garantito da Azienda Zero la consegna, e siamo anche fiduciosi sulla possibilità di avere magari a piccoli lotti ma continui i reagenti per continuare la nostra attività in loco, oltre a inviare campioni a Padova. Sempre per quanto riguarda appunto i tamponi, e per quello che vi dicevo che è il percorso appunto, oltre ai casi sospetti, di implementazione dei tamponi eseguiti sugli operatori e sulle case di riposo, oggi abbiamo eseguito il tampone a diversi dei nostri operatori nell'ospedale, tampone a operatori delle case di riposo, che sono un punto particolarmente sensibile, tamponi eseguiti anche nella logica dello svuotamento dell'ospedale di Trecenta. Stiamo eseguendo il tampone a tutte le persone che sono ancora ospiti a Trecenta, eseguire il tampone prima di trasferirli presso gli altri ospedali o altre strutture. Ho citato Trecenta per dire che appunto la sua organizzazione come ospedale Covid prosegue, la terapia intensiva sta lavorando, avete
capito prima, a pieno regime, abbiamo già 6 ricoverati. Domani ci arrivano 6 ventilatori meccanici, per cui attiviamo altri 6 letti che diventano quindi 16, e poi dovrebbero arrivare, dico dovrebbero nel senso che le date non sono, possono magari sballare di un paio di giorni, dovrebbero arrivare la prossima settimana, dovrebbero arrivare altri 13 ventilatori, monitor eccetera, per andare a completare l'organizzazione della terapia intensiva di Trecenta, tutta dedicata ai pazienti Covid. Sembrano tanti questi posti letto di terapia intensiva, ma purtroppo sono assolutamente necessari, e il timore è che alla fine li riempiremo tutti, perché ho detto prima che l'andamento della curva del virus mostra uno stondamento in questi ultimi 2 giorni, ma questo non significa che l'impatto del virus si sta attenuando. Come dicevo nei giorni scorsi, siamo in fase di alta marea che continuerà ancora per parecchio, e quindi il timore, come dicevo, è che quei posti letto di terapia intensiva li andremo a riempire tutti. E vi dicevo, l'ospedale di Trecenta, sono stato ieri pomeriggio a vedere un po' tutta l'organizzazione, è stato fatto un eccellente lavoro da parte della direzione medica, da parte dei tecnici, da parte del personale di Trecenta. È tutto pronto, oltre alla terapia intensiva, per cui adesso stiamo svuotando, come dicevo, svuotando Trecenta dai degenti della medicina, della riabilitazione e dell'ospedale di comunità, degenti che saranno trasferiti presso l'ospedale di Rovigo, presso l'ospedale di Adria, presso, anche con criterio geografico chiaramente, cioè se una persona è dell'Alto Polesine la trasferiremo magari su Santa Maria Maddalena, ecco, quindi cercando anche di evitare al massimo il disagio delle famiglie. Quindi stiamo svuotando l'ospedale di Trecenta, e come ho già detto prima eseguiamo a tutti questi degenti il tampone, in maniera che quando viene trasferito è un paziente sicuro che viene trasferito in un altro ospedale, in un'altra struttura, con la sicurezza di non portare con sé il virus. E man mano che lo svuotiamo partirà il riempimento anche oltre alla terapia intensiva, anche della terapia semi-intensiva. Oggi sta funzionando su Rovigo, verrà trasferito tutto su Trecenta. Ho visto ieri stavano montando le attrezzature della terapia semi-intensiva respiratoria, i ventilatori per la CPAP, per la pressione positiva respiratoria, li stavano montando e provando, i letti nuovi, quindi tutto è pronto, per cui inizierà a breve anche il trasferimento di questi pazienti, e poi man mano che avremo nuovi entrati verranno ricoverati su Trecenta. Ringrazio tutto il personale di Trecenta che sta facendo, il personale, gli operatori sanitari, i tecnici, gli infermieri, i medici stanno facendo veramente un grande lavoro, una grande collaborazione. Trecenta è veramente strategico per noi in questo frangente. Non solo accoglierà i pazienti positivi, ma permette anche che Rovigo e Adria continuino a lavorare in maniera sicura per quanto riguarda tutte le altre patologie che, come ho già detto, esistono, continuano ad esserci, perché le persone purtroppo non si ammalano solo di coronavirus, ma permangono anche le altre problematiche acute e gravi. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, al di là della fornitura che arriva
alla ULSS per i propri operatori, che è costante da parte di Azienda Zero. Ecco, anche stamane nella videoconferenza con il presidente Zaia, con l'assessore Lanzarin, con tutti gli altri colleghi, si è parlato anche dei dispositivi di protezione individuale nelle case di riposo, che, come ho già detto, sono un punto importante e potenzialmente critico. Poi parlerò anche delle case di riposo. Ecco, noi stiamo cercando di fornire immediatamente un po' di dispositivi di protezione individuale, in particolare a quelle case di riposo che hanno anche avuto situazioni di positività, e quindi diamo una mano prima di tutto a loro. Però la Regione sta predisponendo un piano per il rifornimento sistematico di dispositivi di protezione individuale alle case di riposo, che sarà a breve. Nel frattempo cerchiamo di dare una mano noi. C'è poi il discorso delle cosiddette mascherine venete, o dei mascherine che non sono catalogate come mascherine chirurgiche, che vengono distribuite dalla Protezione Civile ai comuni, alle case di riposo, e che hanno una funzione, non sono classificate come mascherine chirurgiche, sono mascherine monouso, ma che hanno comunque una funzione per un utilizzo di protezione nei confronti appunto delle altre persone. Sono mascherine che possono venire utilizzate dai visitatori, possono essere utilizzate dai cittadini, possono essere utilizzate da coloro che operano nell'ambito amministrativo, ecco, perché non sono classificate formalmente come mascherine chirurgiche, ma esercitano comunque una funzione protettiva. Per quanto riguarda le case di riposo, dicevo, ecco, nelle strutture che sulla stampa è stato fatto ampiamente nome e cognome di queste strutture. Personalmente non l'ho fatto perché ritengo che comunque sia doveroso un aspetto di discrezione, ma sono ben note a tutte comunque queste strutture, che è la struttura, a questo punto lo posso dire anch'io, di Fratta Polesine e la struttura di Portoviro. Ecco, in queste strutture abbiamo eseguito Fratta Polesine da tempo, a Portoviro iniziato ieri l'esecuzione dei tamponi al personale dipendente. Come ho detto ieri, la prima tranche dei tamponi eseguita al personale di Fratta Polesine è risultata negativa. Dovrebbe essere arrivato stamane o arriverà nel pomeriggio l'altra parte di Fratta. Finora non mi è stato comunicato alcun dato di positività, per cui insomma questo fa ben sperare che anche il resto degli operatori di Fratta, ecco, risulti negativo. Ho visto che a livello mediatico c'è stato un dibattito, si è aperto un dibattito relativamente ad un presunto caso di positività presso l'IRAS. Siccome sull'articolo si parlava appunto di IRAS, allora mi permetto, ho chiamato anche il sindaco di Rovigo e il dottor Gaffeo in mattinata per informarlo. Mi permetto di dare questa informazione, che credo sia utile anche alla cittadinanza, perché è chiaro, quando si parla di un caso sospetto ci sono due tipologie di persone che entrano in apprensione: gli operatori e i familiari degli ospiti. Allora, c'è stata una signora che è stata ricoverata, un'anziana signora che è stata ricoverata il 22 in malattie infettive, presentava sintomatologia sospetta. La signora ha eseguito ieri
il tampone è uno di quelli che abbiamo eseguito a 300 e che ci ha permesso di avere in tempi rapidi la risposta che è negativa. Abbiamo comunque inviato il tampone anche al laboratorio di Padova per un confronto, ovviamente. Non abbiamo ancora avuto la risposta da Padova, però ripeto, il tampone che è stato eseguito alla signora è stato eseguito ieri pomeriggio. Abbiamo avuto il riscontro stamani, è stato uno dei tamponi processati stamattina ed è risultato negativo, eseguito ieri pomeriggio, processato stamattina ed è risultato negativo. Ovviamente questo è un aspetto molto importante, perché stiamo parlando di una struttura come IRAS che è particolarmente importante, e sia come numerosità di operatori che di dipendenti. Bene. L'articolo riportava anche di affermazioni che sarebbero state fatte dagli operatori del 118. Ecco, mi riservo di approfondire se è effettivamente vero quello che è stato detto, commenti relativi alle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione da parte degli operatori, però credo che gli operatori nelle strutture stiano lavorando nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, sia per quanto riguarda le precauzioni come per quanto riguarda i dispositivi. C'erano anche delle altre domande che erano pervenute, e relativamente, ecco, una che riguarda l'autostaffetta di cui avevo parlato nei giorni scorsi. Questa autostaffetta opera attraverso il 118. Si tratta di due auto, una per l'Alto Polesine e una per il Basso Polesine, che, ecco, preciso, non servono per andare a fare il tampone a casa delle persone in isolamento domiciliare, perché una signora che aveva postato su Facebook una sua critica: avete l'autostaffetta, dovete venire a casa a farmi il tampone. Allora, non serve per andare a casa delle persone in isolamento a fare il tampone, ma qualora ci arrivi una segnalazione, che arrivi al 118 oppure al servizio di igiene e sanità pubblica, di una persona che riporta un caso sospetto, questa autostaffetta si muove, va a domicilio. C'è un infermiere che misura la temperatura alla persona, misura la saturazione dell'ossigeno, misura la frequenza respiratoria. Diciamo che è una specie di pre-triage, una specie di valutazione in loco per capire se questa persona può rimanere a domicilio oppure se questa persona ha bisogno dell'intervento dell'ambulanza, che viene quindi allertata, parte con ovviamente anche l'infermiere è bardato come deve essere dal punto di vista della sicurezza. Ecco perché questo, e così quindi se viene attivata l'ambulanza, parte con gli operatori adeguatamente protetti e portano la persona in ospedale. E voi dite: ma in questo caso sono due macchine che si muovono. Nel caso in cui vi sia la necessità, sì, ma altrimenti questa attività ci permette di evitare, ecco, che le persone vengano magari spontaneamente in ospedale oppure vengano in pronto soccorso, proprio nella logica che meno persone arrivano in ospedale, più è sicuro l'ospedale, più è sicura la persona.
Quindi questo servizio ha questo obiettivo di filtrare appunto ulteriormente le persone che hanno eventualmente bisogno di arrivare in ospedale. Per quanto riguarda altri aspetti, vediamo che sono stati posti. Direi che delle case di riposo ne ho parlato, di IRAS ho parlato. Mi pare che per oggi non ci siano altri aspetti rilevanti. Rinnovo assolutamente la mia indicazione, la rinnovo a me stesso, la rinnovo a tutti voi, di fare molta attenzione, rimanete in casa, evitate i contatti che non siano strettamente necessari per i bisogni della sopravvivenza quotidiana, andare a fare la spesa, farla con tutte le cautele possibili, evitate quindi il più possibile i contatti, ponete particolare attenzione se per esigenze assolute di lavoro dovete recarvi nel Veronese. Ponete particolare attenzione perché, come vi ho detto, è un territorio che in questo momento sta vivendo una situazione particolarmente impegnativa, e a tutta la provincia di Verona, a tutti i suoi cittadini, a tutti i colleghi che operano nell'ambito della sanità e che sono particolarmente impegnati proprio sul fronte, l'augurio mio e di tutti i polesani, ecco, che la situazione possa migliorare. Buon pomeriggio e ci risentiamo.